un sogno che prende vita. Ci siamo presentati con emozione, quasi increduli di essere lì, in mezzo ai professionisti e ai grandi nomi del settore. Era la nostra prima volta, il nostro debutto in un contesto così importante. Per l'occasione volevamo fare qualcosa di diverso, qualcosa che lasciasse veramente il segno. Con noi non abbiamo portato solo uno stand, abbiamo portato la nostra anima, la nostra passione, la nostra voglia di condividere. Volevamo fare di più per quelle persone che ci sostengono giorno dopo giorno. Cosa c'era di meglio di un super aperitivo, musica per far sorridere e condividere qualche foto dal materassino? Sì, perché con le nostre canne non abbiamo solo mostrato tecniche, abbiamo fatto vivere momenti di connessione, di stupore e di gioia. Nonostante il cielo grigio, la pioggia, il vento, è stato un giorno luminoso. Ogni stretta di mano, ogni sorriso, ogni pesce catturato dai sostenitori ci ha ricordato perché facciamo tutto questo. Non siamo solo pescatori, siamo una famiglia. Siamo legati dalla stessa passione e dallo stesso spirito. Ci siamo ragazzi, belli carichi. Andrea svegli con mal di testa. ha appena aperto gli occhi, non è la situazione migliore perché ha un po' di mal di testa dovuto Da troppa acqua. dall'organizzazione di ieri sotto la pioggia. Ho bevuto troppa acqua. Ha bevuto troppa acqua, dice. Godiamoci il lancio. Clip a 116. Sei arrivato sul palo, eh? L'hai vista dove è caduta? Oh, Luca, Io sì, è buono, è buono. se voglio fare un lancio come quello, a me mi va la doppietta. Intanto salutiamo Medico Giampi, grande Giampi. Oh ragazzi, bentornati da Giampi. Oggi però siamo nel canale di Luca, Team FS numero 1. Andate a vedere i video dei ragazzi qui che hanno una marcia in più. Grazie Giampi. Sempre nel nome della pesca. Grande. Chi vuoi che sia? Solo Team FS. Piacere, Andiamo! Bell'ale al cameraman! Amurone! Poi, messo bene la messa a fuoco? È automatica in teoria. Grandi! Che ci ho buttato 3 kg di mais lì. È un grande. Andiamo, Team FS con le mitiche ABA! Abbiamo Luca che sta tirando su Fammi. un'alborella di certo livello. Sono arrivati al momento giusto, Luca. Grande Giampi! Ciao a tutti! Abbiamo fatto tombola. Qua c'è un certo Amur! Ragazzi, qui c'è un Amor che vedo Bella Dei! riconosco Con le mitiche ABA! non sono sicuro che sia l'esca, Non è l'esca del mitico Giampi, ma sono però ci assomiglia. le mitiche Tiger del Team FS con le pop-up ABA. Stavolta è andata bene, ragazzi. Non potevamo mica dirvi cosa era successo. L'Amor? Va? Siamo a? È bassa. Quanto siamo, Luca? 13,9, 13,8, 13,9, Praticamente un alborello. 13,8. Penso che sia il pesce migliore che abbiamo visto in giornata. Sicuro 1 chilo di sacca. Adesso vi mostro questo super pesce, sono molto contento. Ragazzi, c'è da dire, piccola gaffa, avevo l'avvisatore spento No! e i rega che erano qua con noi ha a visto che festeggiare la il canna se ne momento ci hanno fatto notare che la canna se ne andava la canna. si stava piegando. Ragazzi, una bomba! Che dire? E che avete visto siluro argento. Che dire, le mitiche ABA non mollano un colpo. Grandissimo. Le mitiche? Le mitiche ABA! Oh, andiamo! ABA!
FS! Amur! Ragazzi, dopo circa 10-20 calici finalmente è arrivato anche il pesciotto. Possiamo andare al rilascio e ovviamente festeggiare con un altro calice. Ma che pesce. Ah ragazzi, è arrivato, il bombolone è arrivato. Andiamo al rilascio. Andiamo. Troppo contento. Oh. Amur in live. Questo pesce direi che non l'ho preso solo io, ma l'ho preso tutta la community che insieme hanno visto la canna piegarsi. Ancora in live. Andremo a presentare un evento che speciale. bagno! Abbiamo fatto il bagno. No. Abbiamo fatto il bagno. Ciao bello! Grande per aver mangiato l'innesco giusto. Pescatore bagnato, pescatore fortunato. Sono molto contento. Ass. Ragazzi, c'è da dire che c'è anche il cambio, quindi non mi preoccupo troppo. Dicevo. Durante l'evento abbiamo improvvisato una gara di lancio. È stato entusiasmante, ma è stato l'aperitivo a coronare tutto. Un brindisi collettivo che ha celebrato la nostra passione e la bellezza dello stare insieme. La gente si è divertita, ma forse siamo stati noi a divertirci di più, perché ogni sorriso è stato il nostro premio più grande. Un gigantesco grazie a chi c'era. Grazie per aver reso indimenticabile questa prima esperienza. E a chi non è potuto venire, segnatevi le prossime date, perché i prossimi eventi saranno ancora più speciali. Noi siamo pronti a sorprendervi ancora. Guarda Dio. L'abbiamo preso? Ottimo. Cioè, ci eravamo appena sdraiati a letto. Non è tardissimo, insomma, potete sentire la musica dei karaoke al ristorante. No, sono le 11:30, qualcosa del genere, ma positivo. Sì, mezzanotte. Ci siamo. Contenti. Catturata sempre con le mitiche. Reaba. Le mitiche aba. Ragazzi, l'acqua è veramente calda. Cioè, dopo 3 giorni di perturbazione ci sta. Speriamo insomma che la giornata di domani sia migliore di quella di oggi. Che dire? Contenti? Un bel pesciottino, dai. Vediamo se è collaborativa, se riusciamo a mostrarvela nel suo piccolo splendore. Una reginotta dei laghi del Rosario, molto agitata. Infatti dai, diamo al rilascio. Comunque un bel pesce, siamo contenti insomma. Il lago sembra, direi, parzialmente fermo, o c'è da dire che forse la gente non sta neanche pescando, Però insomma noi siamo contenti, le canne sono rimaste giù durante l'aperitivo, durante la cena. E che dire, prima della buonanotte, dei saluti, prima di sdraiarci sui nostri letti belli comodi, belli caldi, è partita questa bellissima carpa. Andiamo al rilascio che è molto agitata. Ci accingiamo al rilascio. Ciao bella, vai libera nella tua amata cava. Tanta roba, siamo contenti. C'è freddino, però siamo contenti. Ancora, attenzione. Attenzione. No, No. no. Sarebbe stato il top. Questo sarebbe stato il top, raga. Che pivello. Che sfiga, sarebbe stato il top. Rilasciata una, subito un'altra. Sempre quella. Che sfiga. Dai, ributtiamo subito. Sugli speriamo. amur questi qua. Speriamo di avere il branco sotto. Sono lì sotto, Speriamo. sono lì sotto. Di pastura ne abbiamo buttata tanta, Lì, giusto, lancio pendolo, senza troppa fatica. Mi viene da dire ogni tanto che il marginal può regalare grandi emozioni, quindi persistiamo
teniamo sempre dita incrociate e speriamo di vederci tra poco da Materassino. Le mitiche con la tegherina colpiscono sempre. Ragazzi, ci siamo dopo meno di 10 minuti dalla carpa precedente. È partita la canna nel sottoliva con un altro con un altro bel pesce, bello anche questo. Non male, diciamo che il combattimento è durato molto poco, combattimento breve, ma porta sempre gioia e molta adrenalina. Bel pesciotto, dai, bel pesciotto questo, Andiamo a rilascio, contento, dai, contento. Sempre le mitiche aba con una tegherina. Andiamo a rilascio. Ciao bella. Andiamo. Chissà se abbiamo branco sotto. Chissà se abbiamo branco sotto, speriamo insomma. Può essere una notte movimentata. Molto bene ragazzi. Questo è sicuramente l'ultimo pesce della notte perché adesso tiro su tutte e tre le canne. Sono molto contento. Questa era la canna fuori tra i pali a circa 118 metri. O comunque ragazzi, non vorrei dire una cavolata, però ero sulla strada contraddistinta appunto dai pali, che mi sembra sia 118, anche se alcuni ragazzi mi hanno detto che è più lontano. Comunque siamo contenti, dai. Innesco full aba, una pop-up aba. Che dire, rimango piacevolmente soddisfatto perché volevo appunto catturare qualche pesciotto durante la notte. Questo è il quarto. Sono molto contento. Adesso andiamo a rilascio, dai. Andiamo a rilascio e poi si torna in branda. Qua il vero supporter Andrea in ferrata. Intratteniamo il nostro pubblico. Applausi di sottofondo. Tanti. È vero, questo è quel microfono che con i shotgun. Sì, no, questo qua mi diceva lui che con i pali Forse Amur, potrebbe. C'è un sacco di problemi. È stretta, È stretta, È strettissima. Due sono le cose. prova a fermarlo un po'. Madonna, c'è proprio un gatto, una tigre, non è un gatto. Non è un Amur. Bella, Non mi sembra Carolina. Può essere. No, però è comunque un bel pesce, No, una regina, un bel pescione. Ehi, dove vai? Ce l'ho qua, Andrea. la sto tenendo un po' solo che tiene la testa in Ecco. Vai! È nostra! Vai, grande! Bomba! Non si scherza con gli inneschi fortunati. Spinnerino, aba, in questo caso del 14. Fatto catturare un bel pesce al nostro visitatore Andreino. E mica prendo io però, dai, poi c'è il sapone e ti lavi le mani. La prendo io? Se hai voglia. Vabbè, Va bene, dai. Dai, poi ti lavi le mani, ti dai. fai su le maniche, facciamo il sapone e ci laviamo le mani. Su, tira su. Sei? Polina è aggressiva. Eccola qua.
Grande Andre, grazie del sostegno. E ci Prego, siamo. prego. Bel pesciottino, bel pesciottino. Te lo sei meritato tutto. Grazie. Bravo, complimenti. Bella dai. Ci voleva, con la popapina Aba. Canna calata lontanissimo. In mezzo ai pali. Combattimento della Madonna, 20 minuti di combattimento. t'ha Gran fatto sudare. gran sfrizionate qua sotto. Quindi bella combattiva. Piacevole ragazzi. Andiamo a rilascio? Sì. Bella bella. Ti sei anche preso un pesciotto. Sì, infatti. Io vi ringrazio per aver sfidato intanto le condizioni atmosferiche e essere venuti a trovarci e soprattutto vi aspettiamo per la quarta edizione. Il mio scopo è abbastanza semplice, è quello in qualche modo di offrire piccole opportunità dove abbiate la possibilità di passare una giornata intanto con degli ottimi servizi, quali il ristorante e il bar, grazie anche alla collaborazione di Andrea, e soprattutto avere la possibilità di conoscere dei professionisti del settore, perché anche quest'anno, nonostante tutto, nonostante sia una micro realtà, abbiamo avuto con noi delle importanti aziende. Questo vuol dire che anche loro hanno deciso di aderire e di continuare a portare avanti questa manifestazione che è la sua terza edizione e ne faremo una quarta. Grazie di cuore a tutti. E ora procediamo con la lotteria. Sesto premio 105 105. Socia che fortuna! Socia che fortuna! Ne vedrai! Grazie, non importava! Socia ragazzi! Mescola! Frulla! Devo vincere, non sono neanche i miei. Quinto premio! Vai! Allora, culla Non me la chiudo! della Shimano Carne XL Si vede numero che 407. 400 è taroccata sta roba! 407. Aspetta che dovrei aver Dategli i soldi indietro! Centro ce l'hai te! Truffa! C'è la 14. truffa! Qualcuno c'ha un 14, attenzione, no, manca un numero. 14 Sì! 145. io! 145. Grande! Te l'ho dato io, Basta, io Grande! Bravi! Orest, muffo! Che poco! Sei insolito! Picattini, sei insolito, sei una roba, guarda! Cioè, non conosci la vergogna, davvero! Numero 1, vecchio! Andiamo! Un sogno che prende vita. Passione, condivisione, emozioni. Questo è ciò che ci rende veramente unici, perché siamo tutti uniti da una grandissima passione, inseguendo il sogno un lancio alla volta. Sicuramente sono stati 2 giorni piacevoli, ci siamo divertiti, siete passati moltissimi e ci vediamo su YouTube. Ciao!